Buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento del corso di Storia della Sanità di questo anno e questa sera comincerò io col trattare le spezierie veneziane e le medicine dei poveri. Le spezie furono il business della Repubblica di Venezia perché erano leggere, poco ingombranti, venivano importate dai mercati, dai lontani mercati orientali e comportavano un grande guadagno. Dunque, i veneziani investirono sulle spezie, armarono le loro navi, sapete che armare le navi costava molto, anche perché si affrontavano molti rischi, i corsari e le tempeste e così via. E pensate che uno studioso, il professor Tucci, aveva fatto una verifica dicendo che l'investimento sulle spezie poteva andare, sull'importazione delle spezie, poteva anche portare un 40% di guadagno sul capitale, quindi cosa non da poco. Ma le spezie dovevano poi essere lavorate, impiegate e esportate con un altro margine di guadagno. E i veneziani, buoni mercanti, crearono questa magistratura e 5 ufficiali alla giustizia vecchia, 1173. Crearono uno statutum de edulis vendendis, cioè un regolamento sulle cose da mangiare che si andavano vendendo. E questi ufficiali dovevano controllare le attività economiche, tutelare i consumatori e imponevano pesi, prezzi e misure. Sapete che nel mercato chi imbroglia sul peso fa lauti guadagni, ma vizia il mercato. Nel 1258 anche cominciarono a controllare la qualità dei prodotti e le importazioni. Ovviamente la sede dove poteva essere? A Rialto. E nel 1268 cominciarono a verificare e a dettare le norme per la lavorazione del pepe, dello zenzero e del coriandolo. Questi erano importanti perché non avevano i frigoriferi. Per conservare le carni bisognava profumarle e quindi insaporirle. E nel 1323 vietò la vendita dell'arsenico rosso risigallo. Perché la vendita dell'arsenico rosso risigallo? Perché quando c'era qualche problema dinastico lo si risolveva eliminando il problema stesso, quindi usando gli avvelenamenti. E qui entriamo nel settore di cui ci occupiamo stasera. Nel 1258, pensate, molto tempo fa, i giustizieri vecchi creano il capitolare dei medici e un secondo capitolare degli spezieri, che viene poi implementato fino al 1261, ma poi per tutta la durata della Serenissima aggiungono i capitoli. Cosa sono i capitolari? Sono, come dice il termine stesso, dei capitoli, cioè delle norme cui si sottoponevano quelli che volevano esercitare il mestiere di medici, di spezieri, poi anche altri mestieri. Erano norme deontologiche che stabilivano il comportamento nei confronti del consumatore, del cliente. E questi due ordini professionali erano ovviamente importanti perché andavano a toccare direttamente da vicino la salute pubblica. Vediamo poi che nei capitolari sono implementati, sono dei bellissimi codici miniati, fra l'altro, tutti scritti a mano, e del resto in quel periodo così si faceva, e vengono implementati annualmente oppure quando serve da precisazioni. Per esempio il Maggior Consiglio nel 1297 stabilisce che le stazioni, le chiamano così le botteghe degli spezieri, restino aperte giorno e notte e siano fornite di farmaci. Quindi un servizio che il Communis Veneciarum
deve garantire alla sua popolazione, che è una popolazione non solo di residenti, ma anche di foresti che vengono per fare gli affari. E poi ancora nel 1325 ecco che si controlla la professione dello spezier con obbligo di chiedere licenza entro 15 giorni dalla data di questo ordine, appunto alla giustizia vecchia. Quindi si comincia a tenere il registro dei professionisti, perché ci si rende conto dell'importanza per la salute pubblica. E nel XIV secolo si differenziano i due colonnelli dell'arte. Cosa significa questo? L'arte degli spezieri svolgeva due tipi di attività. Un colonnello, cioè un settore, si occupava dei farmaci, un altro settore invece degli zuccheri e di altre cose, lo vedremo dopo. Nel 1445 poi si stabilisce che anche gli apprendisti si presentino al magistrato. Dunque si cerca di normare anche il reclutamento degli apprendisti e poi la qualificazione del personale. E ecco qui che vi spiego che cosa sono i due colonnelli, cioè le due parti di quest'arte degli spezieri. Una parte dei medicine, vedete quella a sinistra è una bottega medievale appunto, di uno spezier da medicina, e poi ci sono quelli da grosso, cioè sono praticamente dei droghieri che fabbricavano confetti, zuccheri, cere, olio di mandorle dolci, oli vari. E in questo mercato, che però è un mercato che non è solo limitato a Venezia, perché gli spezieri da medicine, come vi dicevo prima, comprano le spezie che arrivano da tutto il Mediterraneo e quindi su cui i mercanti, i patrizi veneziani hanno investito, perché hanno armato le navi, sono andati lì in posti lontani, nel Medio e nel Lontano Oriente. Però per comprare le spezie bisogna riconoscerle. Ecco perché prolificano questi erbari di cui vi proietto questa immagine. Questo è un erbario che è un cimelio, cioè è unico, è un patrimonio dell'Italia e è di un medico, di Conegliano, che però ha vissuto a Venezia, Niccolò Roccabonella, il quale aveva un figlio e gli fa fare l'imprenditore, ma per comprare spezie bisogna riconoscerle. E allora ecco che commissiona a questo pittore, Andrea Amadio, 464 immagini di erbe, di spezie. Ma vedete, a differenza di tanti erbari che sono precedenti a queste, che hanno tutte le piante stilizzate, tante volte magari hanno anche il santo protettore per far capire che quell'erba fa bene, questo invece ha termini a sinistra, nella pagina di sinistra, che sono latini, tedeschi, cechi, slavi, croati e dialettali, perché gli serviva per andare in loco e comprare queste cose. Per cui gli servivano prima l'immagine della pianta, la descrizione di ogni parte della pianta, come comunicare per individuarla e per comprarla. E ecco questa meravigliosa opera d'arte che nasce dal pragmatismo mercantile, ma anche dalla sapienza medica di questo Niccolò Roccabonella, che ci ha consegnato questo erbario che è veramente unico al mondo e che è conservato attualmente in Biblioteca Nazionale Marciana. Ma poi Venezia si specializza nella produzione di una medicina che ha una storia molto antica. Addirittura risale a Mitridate VI, re del Ponto, che muore nel 63. Mitridate nel Ponto era un re, ma era anche un po' un mago e aveva da fare i conti, come tutti i sovrani di allora, forse anche quelli di adesso, ma meno, con il problema dell'avvelenamento. Tant'è che, facendosi aiutare dal suo medico Crateva, compose una medicina che era un antidoto. La chiamò teriaca, da teriacon, cioè che significa veleno, ma che aveva lo scopo
di mitridatizzarlo. Ancora oggi si usa la parola. Significa assumere in piccole dosi un veleno per riuscire a immunizzarsi, e nel momento in cui te lo somministrano in maniera massiccia, l'organismo riesce a reagire. È un po' il concetto dei vaccini, però questo a livello farmacologico. E quando Pompeo arriva, conquista il Ponto e Mitridate muore, Pompeo in uno scrigno trova la ricetta, la porta a Roma, e a Roma Andromaco il Vecchio, medico di Nerone, siamo già nel 37-68 d.C., sostituisce la carne di Scincus, cioè la carne di questo serpente velenoso che era del Ponto, con la carne di vipera. E qui siamo ancora a Roma ai tempi di Nerone, ma poi ecco che questa ricetta, questo è lo Scincus, rettile dell'Arabia, che componeva con la sua carne il mitridato, dal nome Mitridate, con altri 40 elementi, con altre 40 erbe. Ma poi quando viene importato, e soprattutto quando i veneziani cominciano a conoscere questo farmaco, sostituiscono lo Scincus con la vipera dei Colli Euganei e poi aggiungono altri 70 componenti e creano la teriaca veneziana. La teriacon appunto, un farmaco che in realtà dovrebbe avere lo scopo di essere una panacea universale, di curare tutto. E tutti questi numerosi componenti, qualche cosa fanno in effetti. Intanto c'era l'oppio, per cui una bella botta la dà a chi soffre. Ma poi c'erano anche molte altre erbe. Vedete, questa per esempio è un elenco che era stato presentato al Magistrato della Sanità perché appunto i veneziani volevano controllare la produzione e la qualità della teriaca veneziana. Infatti c'erano solo alcune spezierie dette teriacanti che potevano produrla utilizzando il marchio di Venezia. Ad esempio era proibitissimo che i conventi o i monasteri potessero produrla, perché era un prodotto di Stato, quindi il marchio di Venezia doveva essere utilizzato dalle spezierie. Ne vediamo due, la spezieria della Madonna per esempio, che produceva anche dei volantini, dei libretti illustrativi, qui siamo già più avanti, siamo già nel Settecento, la spezieria del Pellegrino, che è a San Lio, la spezieria della Madonna di Andrea Morelli è a San Bortolo, ma giù del Ponte di Rialto c'era anche la spezieria alla Testa d'Oro, quindi era un grandissimo business e soprattutto era importante che queste spezierie fossero belle, ricche e attraessero quindi i mercanti da tutta Europa, perché è vero che si importava dall'Oriente, ma poi si vendeva e si smerciava la teriaca fina veneziana, come c'è scritto a destra, vedete, a tutta Europa, e ai sovrani, alle corti e così via. Ai piedi del Ponte di Rialto, la vedete ancora, c'è la Testa d'Oro, forse di Mitridate, forse di Andromaco, o forse del padrone che era un Virgilio Zorzi, che si è fatto rappresentare nel Cinquecento. È una bellissima testa che ancora è sopravvissuta, purtroppo sotto c'è un negozio di souvenir. Ma questa spezieria era molto famosa, vedete, produceva anche altre cose, sempre sono volantini a stampa, e una cosa importante è che con un rito di Stato la Repubblica promuoveva a tutti i visitatori stranieri la teriaca veneziana. Vedete, questa immagine è da me composta artificialmente, allora non c'era l'intelligenza artificiale, ma da due ventagli, da due ventole, che erano regalate appunto in occasione della festa e della promozione della teriaca. Erano quelle ventole che giravano attorno ad un bacchetto verticale, e le ho composte. Una parte raffigura i pestatori sui mortai, facchini di spezieria,
l'altra parte i setacciatori. Perché? Perché la spezieria veniva prodotta così, si prendevano le vipere. Mediamente nel 600-700 una spezieria poteva anche consumare 800 vipere al mese. Le bollivano finché non si staccava la pelle, non si staccava tutta la lisca, diciamo, non so se si chiama la lisca, ma comunque la parte dura. Poi si lavorava con del pane grattato la carne, si facevano dei trocisci, si chiamavano, cioè delle rotelline che venivano essiccate al sole per un certo numero di giorni. Dopodiché, durante questa festa, si univano, si sbattevano, si pestavano tutti questi 70 componenti nei mortai, si setacciavano, intanto dentro le spezierie veniva cotto il miele ad alte temperature e il miele fungeva da sostanza connettiva, da connettore di tutte queste erbe, dopodiché veniva invasato, doveva restare un qualche mese, 3 o 6 mesi. E questa era la teriaca fina, che costava molto, ovviamente. I facchini durante la festa erano rimpinguati con pane soppressa e alla fine ottenevano il loro compenso di un piccolo vasetto di teriaca veneziana. E in quei giorni, di solito era la festa di San Bartolomeo in agosto, ma poi lo ripeterono anche in altri mesi, perché l'afflusso di clienti era tale in città che si dovette poi promuovere più volte questa festa. Questi erano i facchini che in abiti colorati facevano il loro lavoro cantando e poi anche indirizzando lazzi e parole anche provocatorie alle ragazze che passavano. E ancora, se andate a vedere in Campo Santo Stefano, davanti a quella che era una volta una spezieria antica, adesso c'è un negozio di oreficeria, vedete nel selciato proprio le scanalature dove mettevano i mortai perché non si fermassero. Allora, nel 1485 viene istituito il magistrato della sanità. Il magistrato della sanità si preoccupa non solo di tenere lontana la peste, ma anche della qualità delle vituarie, dell'igiene della città, tutto quanto, e quindi un po' alla volta si preoccupa anche di assumere la competenza sulle spezierie e sulla qualità dei farmaci. Tant'è che nel 1547 questo magistrato, dopo varie controversie, perché con altri uffici, con i giustiziari vecchi in primis, introduce per gli spezieri l'obbligo di superare un esame per poter avere un esame di Stato, come si fa oggi, no? Ecco, l'hanno fatto nel 1547, per poter tenere una spezieria di medicine. E se non è il padrone, il padrone dovrà tenere un titolare che abbia superato l'esame di Stato con il magistrato della sanità. E nel 1565 gli spezieri ottengono finalmente di organizzarsi in collegio. Che differenza c'era? Fondamentale, perché gli artisti, cioè quelli che si organizzavano in arte, erano tutti gli altri mestieri ho detto, mentre invece i medici e gli spezieri avevano in mano la vita e la salute della città. E quindi si organizzarono in collegio. Gli spezieri da tanto tempo lo chiedevano, finalmente la spuntano nel 1565 e si spostano anche come sede e hanno la chiesa a San Bartolomeo. Prima erano a Rialto, San Matteo, poi si spostano perché c'è il pubblico postribolo, quindi non è una convivenza facile, si spostano a Santa Ponal e finalmente, quando li riconoscono collegio, si spostano a San Bortolo. Ma Venezia doveva brulicare di insegne, nessuno sapeva leggere, quindi la persona, il patrizio, la persona ricca, mandava il suo servitore a comperarsi una medicina. E come faceva a trovarlo nella strada? Non c'erano i insioetti, non c'erano le indicazioni, non sapeva leggere. La città
brulicava di insegne. Queste sono alcune delle insegne, c'è quella alla Madonna, c'è quella alla Vecchia, alla Vittoria. Insomma, pensate, nel 1773 a Venezia c'erano 90 spezierie. Tant'è che succedeva anche che qualche spezieria si aprisse, magari con le 2 colonne, e l'insegna delle 2 colonne ce l'aveva già un altro dall'altra parte. E allora il magistrato della sanità in quel caso intervenne. Vi parlo della spezieria di San Polo, che era nata come spezieria alle 2 colonne, ma ce n'era una a San Cancian. E d'autorità il magistrato della sanità gli ha tagliato una colonna. Infatti è diventata la spezieria alla colonna e mezza. Questa invece è la spezieria all'insegna del Redentore, in Carle Larga, San Marco. Vi invito a visitarla perché l'insegna è dentro, l'hanno tirata dentro, adesso è un negozio di vetri, è un'insegna ancora bellissima. Questa spezieria riforniva la pubblica fusta, cioè la nave dei condannati che era davanti al Palazzo Ducale, e oltre a avere queste bellissime incisioni dorate con il nome di Teriaca e di Mitridato, ha un bellissimo banco seicentesco e ancora questi 2 divanetti che ci dimostrano quale fu dalla fine del 600 al 700 l'uso di queste spezierie come luogo in cui andavano gli intellettuali. Il Goldoni praticava alcune spezierie perché vi ricordo che i giornali dei savant erano giornali non solo scientifici ma anche letterari. Per esempio del Vaiolo si discusse in giornali come il Caffè che era letterario, non c'era ancora la specializzazione dei giornali. Il primo giornale medico-scientifico di aggiornamento nasce a Venezia, da Pietro Orteschi, siamo nel 1761. Allora bisogna che quando noi parliamo della storia ci rendiamo conto anche di queste diverse realtà, e questi divanetti sono una testimonianza dell'uso delle spezierie come luoghi di scambi culturali e di presenze di personalità come ad esempio il nostro Goldoni. Questa è l'altra spezieria che ancora sopravvive fortunatamente così nella sua integrità, nella sua bellezza, è seicentesca, 1686, rilevata dalla famiglia Zanichelli, che fu una famiglia molto importante. E in questa spezieria che vi invito ad andare a visitare in Strada Nova, che è quella Ponci, ha una parte moderna e una parte ancora antica, noi abbiamo queste immagini dei 3 momenti dell'arte dello spezier da Medicine. Lo studio sui libri, la consultazione quindi degli erbari, la lavorazione con i mortai, la triturazione e, vedete il particolare molto bello, e la lavorazione con gli allambicchi, per passare dalla forma liquida alla gassosa e quindi per elaborare, per fare anche dei preparati che sono preparati chimici, diciamo così. E questa è l'immagine appunto dello Zanichelli, che fu anche uno studioso importante di tutte le piante della laguna di Venezia, perché non ci si limitò solo a importare a studiare le piante che venivano da lontano, ma anche, come in questo caso, lo Zanichelli. In questo caso c'è anche una bellissima storia legata a Venezia, perché il Piovan de Santa Fosca era molto stitico e lo Zanichelli studiò per lui le pillole lassative dette appunto del Piovano. Queste pillole riscossero un successo eccezionale perché l'Ancisi, medico del Papa, che aveva questo problema, se le faceva comprare dal Morgagni, professore a Padova, eminente professore a Padova, che gliele faceva arrivare e dunque queste pillole nel 1701 furono anche oggetto di un privilegio del magistrato della sanità, perché non era così facile a Venezia inventarsi delle pillole, una medicina. Bisognava passare al vaglio, come oggi del resto, no? Del magistrato della sanità, che voleva controllarne la preparazione, gli ingredienti, vedere se facevano effetti,
che non mandassero all'altro mondo le persone, e nel 1701 il Magistrato della Sanità riconosce che sono valide e concede il privilegio di produrre in esclusiva queste pillole che sono a base di aloe, scamonea e cassia fistula. Qui abbiamo dei farmacisti e quindi sapranno che l'effetto dovevano farlo. Nel 1729, siccome avevano riscosso successo, gli altri farmacisti gliele imitano. E allora va dal Senato e il Magistrato della Sanità il figlio Giacomo e dice: no, voi avevate dato l'esclusiva a mio padre, adesso me la confermate. Qua tutta Venezia vendono e producono le pillole mie, e dunque finalmente il Senato dice che sanzionerà ben 9 spezierie che imitavano le pillole del Piovan, con 100 ducati di multa, 3 mesi di carcere e l'espulsione dal catalogo degli spezieri in caso di recidiva. Ecco, questo è anche come si tutelano le invenzioni. Del resto, dal 1474 Venezia aveva inventato il brevetto. Il brevetto nasce a Venezia per tutelare gli inventori e per attrarre gli ingegni in città. Ma assieme al mercato degli spezieri, che come abbiamo visto hanno delle botteghe di lusso, hanno prodotti di qualità, hanno lavoranti, hanno officine dietro medicinali, ma c'è anche un mercato parallelo, e questo mercato è quello di Piazza San Marco. In piazza, sul molo, ci sono vari banchi, vedete, sembrano dei casotti, in cui si presentano le novità medicinali. Non solo le novità medicinali, perché se vedete c'è anche la vecchia che legge il destino, ci sono altri che vendono vari prodotti, ma cosa importante è che alcuni salimbanco, saltimbanchi o ciarlatani presentano i loro prodotti medicinali con l'aiuto di commedianti della commedia dell'arte. Allora, imbroglioni, falsari, no, facciamo attenzione, perché secondo me qui la storia ha falsato molto l'importanza di questi che in parte erano persone laureate, erano anche medici. I Goldoni ne incontra uno, Bonafede Vitali, pensate, e hanno un colloquio, Goldoni nei memoir ne parla, perché aveva problemi, lui era un ipocondriaco, e infatti va da questo Bonafede Vitali che era un laureato, è uno che aveva svolto anche delle consulenze presso corti importanti, e nonostante ciò andava per le piazze delle varie città con alcuni commedianti che lo accompagnavano anche con la musica. Ma vedete, i grandi soloni della medicina, le grandi teste paludate, parlavano latino, non avevano il rapporto, pensate a Molière, no? Pensate anche ai medici ampollosi del Goldoni, non avevano un rapporto chiaro con il paziente, non gli facevano decodificare la malattia, purghe salassi cristeri e via, e aver fiducia, fede in lui. Invece questi medici, i cosiddetti medici viandanti, che girano da una parte all'altra, erano anche aperti a conoscere le usanze. Per esempio, uno di questi ci porta il vaccino dalla Turchia. Quindi sono aperti anche a culture diverse che praticano empiricamente le cure. E questo utilizzo dei commedianti è un utilizzo importante per far capire quali sono gli utilizzi, gli usi delle medicine, e talvolta anche per avere un dialogo, come ce l'ebbe appunto il Goldoni con Bonafede Vitali, e per capire un po' la psicologia del paziente. In questo caso, vedete, questi commedianti esibiscono, anche in questa immagine del Franco, esibiscono una vipera. Perciò, molto probabilmente, stanno cercando di vendere della teriaca. E in questo caso, chi commenta
questa immagine dice che la prova era quella di prendere questa povera vipera, di metterla dentro a un barattolo di olio, questa moriva soffocata, e di far vedere che quindi quello era un alessifarmaco, cioè un veleno, anzi una cura contro i veleni. In particolare, siamo alla fine del 500, inizio del 600, c'è l'uomo vestito da donna, perché allora le donne non potevano esibirsi con le compagnie dell'arte, dopo lo faranno. E qui ancora delle immagini dei cosiddetti saltimbanco ciarlatano, ma attenzione, quello di sinistra sta mostrando un privilegio o comunque un permesso del magistrato alla sanità. Nessuno poteva vendere medicinali a Venezia, in tutti i vari banchi o nei vari campi, senza il permesso del magistrato della sanità, quindi senza aver dimostrato che il farmaco funzionava e qual era la sua composizione. Ma allora, i poveri? Perché fino adesso vi ho parlato di spezierie, vi ho parlato di un mercato in cui bisognava i denari averli. E allora dobbiamo fare una considerazione. I veneziani da chi sono composti? Dai patrizi? Attenzione, noi non abbiamo nobili investiti dall'imperatore, da Dio, cioè, sono i patres, i patrizi primi che si sono insediati in queste lagune, che accedevano al Maggior Consiglio e alle cariche politiche, sempre con breve durata, cioè ovviamente il Maggior Consiglio era a vita, ma poi ricoprivano tutte le magistrature durando un anno, perché non si fidavano di loro. Quindi tutte le magistrature, anche le più potenti, anzi soprattutto le più potenti, avevano una carica di un anno non rinnovabile, perché c'era l'obbligo allo scadere di stare in contumacia, se no si innamoravano troppo del potere, se no si radicavano troppo in quel tipo di controllo territoriale. Esercitavano la mercatura e andavano in marina. E proprio perché andavano via, avevano bisogno di qualcuno che facesse funzionare l'amministrazione, gli uffici. E qui arriviamo ai cittadini. I cittadini sono i nativi che risiedevano a Venezia, non si sporcavano le mani con lavori manuali, perciò erano proti, professionisti, ragionati, cioè ragionieri, erano quelli che entravano nella burocrazia e quindi gestivano una importantissima fetta del potere. I nobili duravano in carica nelle magistrature un annetto, e invece i burocrati restavano. Molto spesso, anzi, si passavano l'incarico da padre in figlio. Gestivano gli uffici, c'era bisogno di continuità e loro lo garantivano. E, cosa interessante, potevano riunirsi nelle scuole grandi, inizialmente erano scuole di battuti, anche lì vedete la caratteristica veneziana. Dal centro Italia arrivano le scuole di battuti, che si fustigavano pubblicamente, spiavano, eccetera. A Venezia cosa diventano? Scuole grandi, cioè associazioni di mutuo soccorso, che sono degli ammortizzatori sociali, che gestiscono la rappresentanza della signoria, del doge, gestiscono l'assistenza alla beneficenza e rappresentano la Repubblica. Ad esempio, quando Paolo VI scaglia l'interdetto contro Venezia, nel Corpus Domini si celebra la festa con grande maestosità, con tutte le scuole grandi, con le loro insegne. Perciò capite il valore di rappresentanza. Ognuna arrivava anche ad avere 500, 1000, 1500 confratelli, dei tesori, delle facciate meravigliose. E poi c'erano gli artigiani, cioè quelli che si sporcavano le mani con i lavori manuali e si riunivano anche loro in altre scuole piccole, anche questi piccoli ammortizzatori sociali, perché avevano i sovegni, perché avevano dei sistemi di assistenza reciproca. Avevano ovviamente carattere devozionale, perché ognuno si sceglieva un santo, e se cadevano in povertà erano assistiti dalle scuole piccole, dalle scuole grandi e dagli ospedali, che non erano gli ospedali in senso moderno, ovviamente, erano i 4 grandi ospedali. Anche gli stranieri che arrivavano, pensate dopo le pestilenze, magari si arrivava senza
chi fabbricava telai o chi faceva il marangon, allora si apriva l'iscrizione alle arti, ma si concedeva anche agli stranieri, ad esempio i fiorentini erano ottimi tessitori e si concede loro di fare una scuola dei fiorentini, in modo che potessero, soprattutto dopo i crolli demografici, organizzarsi e avere il loro ruolo. Ma i cittadini veneziani potevano diventare anche gli stranieri potevano entrare a far parte dei cittadini veneziani. Quindi c'era, oltre alla cittadinanza de intus, anche una cittadinanza che poteva essere acquisita perché se un foresto veniva, magari aveva delle invenzioni, magari le depositava come brevetto, magari restava 10 o 15 anni, pagava sempre tasse e gravezze, non si capisce perché non gli si potesse dare la cittadinanza. E allora c'erano due cittadinanze, la cittadinanza de intus, cioè di chi viveva a Venezia e poteva accedere agli uffici, e la cittadinanza de extra, cioè di quelli che potevano anche andare a commerciare sotto il gonfalone di San Marco e avrebbero avuto anche la copertura diplomatica per tutti i loro commerci. Questo poi ve lo leggete da soli, vedete, potevano anche rappresentare i cittadini de extra Venezia all'estero coprendo dei ruoli importanti. Ecco, quindi non era una società chiusa, ma una società aperta, in cui se alcune parti degli appartenenti a queste scuole grandi, scuole piccole, i cittadini, a questi settori di vita cadevano in povertà, dovevano avere dei salvagenti. E questo era molto importante per garantire la pace sociale. Sulle scuole grandi, vi ho messo questa slide, sono molto importanti, ho messo solo quella Scuola Grande di San Marco, San Rocco, la Misericordia, ma poi i due simboli di San Giovanni Evangelista e della Carità, ma poi ci sono anche quelle dei Carmini e del San Teodoro, soprattutto, che è la prima. Gli artigiani lo stesso. Girando per la città voi vedete tante scolette, perché tutte queste arti avevano le loro sedi, che curavano con attenzione e che restano ad indicarci come fosse organizzato pragmaticamente ogni settore operativo nella Repubblica di Venezia. Qual era il problema? Il problema era che Venezia era un arcipelago che aveva intorno, aveva come definizione, come perimetro la laguna, e tutta una serie di piccoli paesi che facevano parte del Dogado. E garantire gli equilibri fra queste tre componenti, patriziato, cittadini e artigiani, era fondamentale, ma soprattutto era fondamentale garantire tutti dall'immigrazione di masse di diseredati che arrivavano in seguito alle guerre, alle pandemie e alle carestie. Carlo VIII, per esempio, scende in Italia nel 1494, poi arriva giù fino a Napoli, ritorna indietro, c'è una battaglia vicino a Parma che altera tutti gli equilibri fra terraferma e Venezia e Laguna, perché provoca masse enormi di diseredati. Come risponde Venezia? Contro l'immigrazione clandestina, perché? Perché ci sono poveri, nel senso che fanno terra bruciata a queste truppe e molti contadini si riversano in città come dei poveri che mendicano. Ma ci sono anche dei delinquenti poveri, infatti i delinquenti li chiamano birbanti. Il magistrato della sanità come fa? Contrasta gli sbarchi degli immigrati dalla terraferma e vieta ai barcaioli di Mestre, Fusina e degli altri traghetti di traghettarli a Venezia. Non solo, ma ordina ai palattieri, quelli che stanno a guardia dei pali, degli ormeggi, di informare i barcaioli del divieto di denunciare l'ufficio di sanità quelli che lo trasgredissero. La punizione era quella di tutti quelli che
trasportavano lo stesso birbanti o tramontani, vedete, l'incendio della barca e 100 lire di multa. Li rovinavano praticamente. Ecco, questo era il modo per trasformare la laguna in invalicabili mura. Così ancora nel 1509 la sconfitta di Agnadello, il sacco di Roma nel 1527, la carestia del 1528, e sono fiumane di poveri che arrivano. E questi fiumani di poveri, come si cerca di gestirli? Si cacciano, si fustigano e si cacciano, perché il concetto veneziano è quello della famiglia. Ogni Stato è una grande famiglia che deve provvedere ai suoi poveri, strutturali. Quando io vi avevo prima dato il quadro delle diverse componenti della società veneziana, vi avevo anche spiegato che i poveri si inserivano strutturalmente in quell'organizzazione. Nei patrizi che diventavano poveri, nei cittadini che andavano in rovina, negli artisti che perdevano il lavoro. Erano dei poveri strutturali e la struttura cercava di reinserirli o comunque di assisterli, ma questi sono poveri emergenziali, sono poveri che vanno anzi a minare tutta l'organizzazione sociale, per cui vedete ci sono le grandi cacciate dei poveri. Ad esempio nel 1528 sono cacciati nel termine di giorni 3, ne mandano via 4.000 in un colpo. E i giovani, quelli giovani, i ragazzini dagli 8 agli 11 anni, e li mandano come mozzi sulle navi, perché quelle sono delle forze che non vanno perdute, ma siccome vagano in città, delinquono, hanno problemi anche loro delle baby gang, ecco che li riutilizzano. E così nel 1545 si individua il magistrato della sanità come il responsabile assoluto di ogni misura contro le immigrazioni, contro i mendicanti, come se i suoi ordini partissero dal Consiglio dei 10, quindi con un'autorità assoluta. Ecco, questo è un grosso problema per i veneziani, e queste sono delle immagini che ci arrivano dei poveri congiunturali, cioè ci sono delle congiunture, come dicevo, che creano la nuova povertà. A sinistra quello è un contadino trevigiano che dopo 1509, cioè Cambrai, e la Repubblica decide di cercare di aiutare, quindi li accoglie, perché li individua e cerca di inserirli. Il secondo è un buranello, siamo a metà del 500, muoiono di fame, decidono di mandarli a San Lazzaro, e le donne, siccome sono brave a lavorare appunto in aria, le mandano nelle varie opere pie, oppure vanno a produrre i loro merletti per abbellire le signore patrizie. E poi c'è quest'altro mendicante occasionale che è il pellegrino, cioè quello che magari è anche un principe o un signore e indossa gli abiti del pellegrino. Quello è da controllare perché può essere anche un pericoloso portatore di peste e di morte. E poi ci sono invece quelli veneziani. Anche qui si individuano i poveri strutturali, quelli che fanno parte della struttura veneziana, arti, cittadini e così via. A sinistra lo vedete con la cassella, è un povero inserito negli ospedali, ovviamente antichi ospedali, che va a fare le cerche, e a lui è consentito anche andare fuori dalle porte delle chiese a mendicare. E quello di destra invece è un povero col bollettone del magistrato della sanità, è uno che ha chiesto il permesso e l'ha ottenuto, infatti ha il permesso e può andare a chiedere la carità. Ecco il controllo di tutte queste realtà. E poi ci sono i poveri vergognosi, quelli che hanno avuto la grande sfortuna di cadere da una condizione di agiatezza a una condizione sfavorevole a causa di congiunture varie, e gli si riconosce la possibilità di mendicare a volto coperto, perché si rispetta la loro vergogna, ma loro sono muniti ovviamente di un permesso e possono cercare di ottenere
quelle elemosine che gli consentono di sopravvivere. A destra abbiamo la versione del povero vergognoso in tempo di carnevale. Vedete che sono contemplate tutte le possibilità. Ma quando si ammalavano questi? Ma i poveri che si ammalavano avevano l'assistenza alle medicine dalle varie scuole grandi, scuole piccole, dagli ospedali. Quegli altri, per esempio i poveri vergognosi, quelli che non avevano di che dove appoggiarsi, avevano le fraterne, istituzioni che erano state create nel 1529 proprio per assistere i poveri strutturali. Ogni contrada aveva una fraterna costituita dal piovan, affiancato da 2 nobili, un cittadino e un artigiano, poi diventano 2, cioè una rappresentanza di ogni classe sociale, vedete, nobili, cittadino, un artigiano. E questo gruppo che costituisce la fraterna controlla i poveri, li elenca, vede come assisterli a casa o come comunque appoggiarli a qualche ente o qualche casa e li segnala se passano da una contrada ad un'altra, cioè da una parrocchia a un'altra. È controllo sociale assoluto. Dovevano queste fraterne raccogliere le elemosine, assistere i poveri, malati, impotenti con domicilio a Venezia. E il piovan doveva nelle prediche indicare i bisognosi, invitare a fare a dare le elemosine e soprattutto le fraterne si appoggiavano a un'unica grande fraterna di Sant'Antonin, nella contrada di Sant'Antonin, che forniva le medicine gratis tramite presentazione di fede di povertà dei piovan, della fraterna di provenienza, e fede sanitaria, fede di malattia, redata dal medico. Cioè il certificato medico è il certificato di povertà, proprio perché nessuno potesse sciacallare e si facesse dare i farmaci gratis al posto dei bisognosi. Poi seppelliva anche i morti. Questa immagine a sinistra è l'immagine degli sportelli, CUP lo possiamo chiamare, no forse non CUP, distribuzione dei farmaci, che si trovava appunto a Sant'Antonin. In Sant'Antonin, se voi andate vicino ai Greci, noi abbiamo il campo della Fraterna, dove c'era appunto la distribuzione dei farmaci che ancora ha dato il nome al luogo. Ecco il piovano, scusate. Ecco il luogo dove è ubicata vicino ai Greci, la Fraterna. Passiamo velocemente. Dopo Venezia cade sotto le dominazioni straniere, si impone una tutt'altra organizzazione, ma la ritroviamo ancora un qualche cosa, un qualche segno della vecchia organizzazione. Sì, la ritroviamo per esempio perché sopravvivono nella farmacia Ponci le pillole del piovano. E siccome il dottor Ponci è anche uno ingegnoso, fra fine 800 e inizi 900 per esempio questa scatoletta di pillole del piovano trasformata in un libretto per turisti promozionale delle pillole è veramente geniale, perché ormai la città ha attratto nell'Ottocento non più l'ammirazione di tutti gli stranieri per i suoi assetti istituzionali, ma per il suo allure romantico, per la sua atmosfera, per le sue rovine. Pensate a Ruskin, pensate ai grandi intellettuali dell'Ottocento. E quindi il dottor Ponci sfrutta proprio questo. Ma poi ce n'è un altro, Giovanni Valdisserotto, che è figlio di Bernardo. Bernardo era speziere al Basilisco, in via Garibaldi, bravi, e lui era stato perseguitato, aveva fatto la rivoluzione di Manin, l'avevano anche deportato in una fortezza austriaca, poi ritorna, riesce a riavere la farmacia e il figlio Giovanni è un genio degli affari. In men che non si dica, eccolo lì, vedete, ritratto sopra alle sue promozioni di farmaci per emorroidi, stitichezza, leucorrea, nevrastol, eccetera, no? Beh, questo Giovanni riesce a creare, oltre alla farmacia al Basilisco ereditata,
si prende la farmacia all'Europa in fondamenta dei Pennini a San Giovanni in Bragora, la farmacia all'Orsa a Santa Maria Formosa, quella ai due San Marchi in Campo San Stin, vedete, e quella di Santa Maria Formosa è sempre aperta, ma soprattutto, cosa importante, si preoccupa anche dei poveri. Crea un laboratorio chimico e di analisi e farmaceutico in Campo Santa Maria Formosa e dice che fa anche assistenza ai poveri, però scrive anche che fa passare prima quelli paganti, ma in realtà lui dà farmaci anche ai poveri. E la cosa interessante è che produce dei farmaci a prezzi estremamente competitivi e per cercare di promuoverli non lo fa solo con la clientela di un certo livello, ma lo fa anche con poesie promozionali in vernacolo veneziano. Per esempio produce questo sciroppo agli ipofosfiti, sembra un po' uno scioglilingua, uso Fellows, perché un Fellows era stato un medico che l'aveva inventato e aveva fatto un gran successone. E allora sentite come lo promuove. Sul caso che al dottor Baldisserotto che è successo Venere su un botto e che quasi in tragedia se cambiava, tutta Venezia ancuo che ne parlava. Un vecchio can de casa, senza fià, che se 61 anni che io che ha perso le gambe e non sa fare altro che i carpiati e ronchizar, da un momento per l'altro, assai cambià, come un Faust, e s'aveva trasformà. Duro in gambe, più svelto di un cavretto, con una forza e un boresso maledetto, a furia de saltar de qua e de là, dentro al laboratorio e s'accassà. 400 operaie in tu momento, sigandose scampai per spavento. Così, dai sighi spasemà quel can, e che ha fatto da dentro un San Cassan. Fiaschi, bottiglie, scatole, bossoni, vasi, scartossi, rodoi, cassoni, monti de preparati dei più vari, barili de emulsione e macchinari, articoli de gomma e de teraglia, e che ha ridotto un campo de battaglia. Andar contro quel can così infurià, nessun da seno savaria rischià. E assando lo saltarco di Oga Piasso, e se ga cucià dentro un tinasso. A 20.000 lire valutase al danno che ga portà. Miserie a paragon dei capitali. E poi, sa, ga pagai generali. Ma avendo appunto e assicurazione assunto de quel caso informazione, e gavo esto prima de pagar, far quel can da psichiatri esaminar. L'esame scrupoloso e assai minuto che ha fatto studiando proprio tutto, ha concluso nel modo il più formal che quella forza sopranatural che il can aveva e che portà anche dopo, si doveva per certo a un buon sciroppo di ipofosfiti che in fabbricazione già era sta spanto per disattenzione. Stoi cuor che vedai a gioventù, che de mettervi in forza ga virtù, che provà dappertutto e riprovà, perfin queo de fellows ga oscurà, se n'ha scoperta, me direi anche a sproto, che fa onor al dottor Baldisserotto. E allora io ne ho pubblicate poi anche altre, però non vi sto adesso a tediare perché ho occupato anche troppo tempo. Quindi dal dottor Baldisserotto noi passiamo la parola direttamente alla nostra ospite di questa sera, che è la presidente dell'Ordine dei Farmacisti, che ha promosso da alcuni anni questa meritoria iniziativa per cercare di far arrivare i farmaci a chi non se li può comprare. Grazie. Grazie. Sì, allora, come vuole rimanga anche qui? Sì, grazie. Allora, illustre professoressa, gentile pubblico, cari colleghi, è con una certa emozione che prendo la parola in questo luogo prestigioso che da secoli rappresenta uno
dei centri culturali più vivaci della riflessione civile e culturale di Venezia. Quando sono stata invitata a parlare della povertà sanitaria in Italia, il primo pensiero è andato alla mia quotidianità. Io sono una farmacista territoriale e diciamo noi tutti farmacisti territoriali abbiamo, osserviamo nell'atto di dispensare un consiglio, un farmaco, un servizio, osserviamo i cambiamenti silenziosi della nostra società. Il contributo che vi porto questa sera viene dalla stima profonda che ho potuto testare sul campo attraverso le giornate di raccolta del farmaco organizzate dal Banco Farmaceutico. I dati che commenteremo prima sono quelli che ci parlano di una povertà sanitaria in Italia, sono dati che non a volte vorremmo ignorare, ma purtroppo sono sotto i nostri occhi. Negli ultimi 10 anni la povertà assoluta in Italia è aumentata. Un dato che definire allarmante è un eufemismo. Non parliamo di un fenomeno marginale dovuto a delle contingenze, come si diceva a Venezia, alle guerre e alle pandemie, ma noi abbiamo un 8,4% delle famiglie italiane che vive in uno stato di povertà sanitaria, quasi una famiglia su 10. Nel 2025, adesso proviamo a vedere se riesco, oltre 500.000 persone si sono rivolte a degli enti per farsi aiutare nell'assistenza sanitaria. Hanno chiesto aiuto a uno di questi 2.000 enti, erano convenzionati col Banco Farmaceutico di cui vi parlerò più avanti. Ma chi sono i poveri di oggi? Il volto della povertà è anche piuttosto cambiato. Quelli che vengono immediatamente in mente sono le persone senza fissa dimora, poi abbiamo gli stranieri che per barriere culturali e anche linguistiche non riescono ad accedere ai servizi che pure sono a disposizione. Ci sono anche i cosiddetti poveri intermittenti, che sono le persone che hanno un lavoro precario, per cui spesso rinunciano a curarsi per non perdere giornate di lavoro. E via di seguito. Ci sono anche persone che, oltre alla fragilità economica, hanno una sorta di deficit di educazione sanitaria e quindi non riescono a districarsi nelle maglie della burocrazia e si trascurano. Tutto questo porta, quindi ci troviamo di fronte a delle persone che non fanno prevenzione, si curano tardivamente e diventano ancora più fragili. In questo modo diventa più fragile anche tutta la società. Davanti a questo scenario, diciamo che la Fondazione Banco Farmaceutico ha scelto la strada della sussidiarietà operosa. Il Banco Farmaceutico, mentre la professoressa Vanzan parlava, è un po' come le fraterne, no? È stato voluto nel 2020 per iniziativa di alcuni colleghi della Lombardia. Poi si è immediatamente diffuso in tutta Italia e a Venezia è approdato grazie all'impegno operoso del dottor Giovanni Chiaro, che era qui adesso, insomma, che è qui in sala e che ringraziamo. Quando è partito il Banco Farmaceutico, coinvolgeva le farmacie durante il secondo sabato del mese. In queste giornate cosiddette di raccolta, nelle farmacie, grazie alla presenza di alcuni volontari, si invitava i cittadini
a fornire, ad acquistare un farmaco in favore delle persone bisognose. Dal 2020, anziché l'unica giornata, l'unica giornata che era appunto il sabato, si è passati ad una settimana di raccolta. E vi vorrei far vedere i dati che possiamo così molto sommariamente analizzare. Guardate, nel 2022 le farmacie che aderivano erano quasi 4.900, nel 2026 siamo arrivati a oltre 6.000. Io ho i dati anche della provincia di Venezia e del Veneto. A Venezia aderiscono 85 farmacie, sono state raccolte 6.900, questo è nell'anno in corso, abbiamo i dati recenti del 26, sono state raccolte 6.900 confezioni per un totale di 62.000 euro che sono state destinate a 28 realtà assistenziali per un totale di quasi 4.000 assistiti. I dati del Veneto, così ve li dico giusto per dar rilievo a tutta la regione, ci sono 564 farmacie che aderiscono, il totale della raccolta è quasi di 500.000 euro a favore di 138 enti assistenziali. Oltre a questo il banco farmaceutico ha un'attività altrettanto importante che è quella della collaborazione con 83 aziende che forniscono farmaci per tutto l'anno a realtà assistenziali che sono esattamente individuate. Si tratta di 263 strutture che rispondono, devono avere dei requisiti, ovviamente devono avere come scopo l'assistenza sanitaria, devono avere del personale medico e dei magazzini atti a raccogliere e a stivare i farmaci. Ma quello che io vorrei sottolineare è questo, che al di là della logistica che è perfettamente organizzata ovviamente in queste giornate a cui siamo chiamati a partecipare, il messaggio molto importante che è quello di un cammino all'educazione e alla solidarietà. Quando un cittadino dona un farmaco a favore di un bisognoso, fa un atto politico nel senso più nobile del termine, cioè nel senso si interessa della polis, soprattutto se noi teniamo in considerazione che quel farmaco va ad una realtà assistenziale del territorio. Ecco, noi sappiamo che il banco è organizzato in questo modo, ciascuna farmacia è convenzionata, se così si può dire, con delle realtà assistenziali del territorio, per cui le esigenze di queste realtà assistenziali vengono dapprima esposte, vengono come dire, messe in evidenza e di conseguenza così vengono raccolti i farmaci. Quindi diciamo è una collaborazione proficua ma anche molto precisa e esatta, quindi è tutto organizzato in maniera molto coerente. Ma questo proprio perché? Perché per curare bene è necessario conoscere il territorio e conoscere la realtà, e proprio per volontà del banco farmaceutico nel 2013 è nato l'osservatorio, scusate io non lascio scorrere le slide, ma insomma va bene, sono poche, non importa, l'osservatorio sulla povertà sanitaria, che è un comitato scientifico che raccoglie accademici, medici, statistici, allo scopo di mappare il fabbisogno di farmaci su tutto il territorio nazionale. È un rapporto molto dettagliato che viene presentato al Ministero, viene presentato anche all'Agenzia Italiana del Farmaco. E quindi diciamo in questo modo viene evidente anche quello che è il lavoro, quello che è il ruolo del terzo settore in Italia. Come potete vedere, vediamo se riesco a reperire la vecchia slide, la prima, il terzo settore copre, il terzo settore sanitario garantisce almeno un quinto dell'offerta di cura. Abbiamo 27.000 strutture che erogano prestazioni sanitarie per un totale di 4,7 miliardi di euro. Quindi diciamo sono delle realtà molto grosse che affiancano il Servizio Sanitario Nazionale, il no profit accanto al Servizio Sanitario Nazionale. Ora, per quanto
Da quanto emerge dal rapporto sull'osservatorio della povertà, il professor Longo riporta in questo rapporto che il terzo settore non deve essere più considerato come il tappabuchi della sanità, ma ci deve essere una sinergia tra tutte queste strutture assistenziali e il servizio statale, proprio per far fronte alla enorme richiesta di sanità. Concludendo, vorrei fare, visto che sono così queste a grandi linee quello che fa il branco farmaceutico, potremmo parlare, potrebbe venire il dottor Chiaro a raccontarvi ancora tantissime cose. I dati li avete scorsi così sommariamente, ma insomma capite che ci sono milioni di confezioni che vanno distribuite attraverso il banco a milioni di cittadini. Soprattutto volevo mettere in evidenza che il banco si interessa anche di realtà all'estero. Ci sono collaborazioni con realtà che lavorano nei paesi in via di sviluppo, quindi è molto articolata, diciamo, l'azione del banco. Però visto che sono in questo ambiente, volevo così come fare un parallelo tra quello che era l'organizzazione della sanità a Venezia e attualmente, quindi noi dobbiamo creare una rete tra e quello che fa un po' il banco, tra farmacisti, volontari, chi non ha, chi ha poco e chi ha e può disporre la donazione, perché come aveva capito anche la Repubblica, la prosperità di una città dipende assolutamente dalla tenuta del tessuto sociale, e questa è una cosa di cui non possiamo, che dobbiamo tenere strettamente bene in mente. Quindi le fraterne e le scuole si interessavano assistevano anche i bisognosi, provvedevano anche alle doti, mi pare, delle ragazze, delle fanciulle, eccetera. Quindi diciamo che Venezia aveva inventato un welfare ante litteram, ed è quello che cerchiamo di fare anche noi. Il motto dovrebbe essere quello che nessuno più debba scegliere tra mangiare e curarsi, perché una confezione di farmaco donata, per quanto possa essere banale, fa riacquistare dignità ad una persona, toglie la preoccupazione all'anziano che non sa se può o no proseguire con la sua terapia. Le piccole patologie delle persone più indigenti possono trovare una soluzione senza avere la preoccupazione economica. E il nostro compito come farmacisti qual è? È quello di essere da una parte sentinelle del territorio per capire i bisogni e dall'altra parte essere un po' i motori di questa gratuità, nel senso che non possiamo, dobbiamo essere attenti a tutto quello che avviene nel territorio. In fondo la differenza tra l'Homo sapiens e le altre specie animali non è solo nelle dimensioni della scatola cranica, nella capacità speculative, ma è proprio nella capacità di prendersi cura degli individui più deboli e più sfortunati della comunità. Ecco, quindi questo diciamo che non si tratta di buonismo, è una parola di cui si è abusato, si tratta di umanità, nel senso più nobile di questo vocabolo, e mi pare che in questo momento anche di difficoltà internazionali è opportuno che forse ce lo ricordiamo tutti. Quindi vi ringrazio e vorrei così vi invito l'anno prossimo a febbraio a fare attenzione a queste giornate che vi riproporremo, e perché insomma ognuno nel proprio ruolo, noi come farmacisti, voi come cittadini, perché quello che era nella mente dei padri costituenti e quello che era la storia della nostra città, della vostra città, perché io sono diciamo adottiva, il diritto alla salute ritorni ad essere un bene primario ed essenziale per tutti. Grazie. Grazie mille.